8:30 rientro io, 9 meno un quarto. Non so se Eh, ci sei. Se beh, tu stacchi a quell'ora. sì, penso di sì, penso di sì. Vabbè, se ti servono andiamo adesso un attimo. No, 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 non mi serve, tanto non Oh, devo fare nulla di che. tanto già sei ricco, hai tutto, Audi, ville. Che cazzo dici? Oh, e quella villa che abbiamo detto che dobbiamo prendere, la prendiamo o no? La possiamo prendere. Poi ci andiamo a fare un giro, appena abbiamo 10 minuti di tempo andiamo a fare un giro e andiamo a vedere quelle 3 milioni e mezzo con Vabbè, cancello e tutto. vabbè, mi vuoi far svuotare il conto corrente, ho capito. Mm? Mi fai svuotare il conto corrente, ho capito. Bravo, capito. Vabbè, da. Meno di te sicuro. Da. Sì, te lo giuro. Info 2 milioni e 400 mila. 2,400? Sì. Bah, io di meno. Io ora ho 1.120.000. Vabbè, dai. Poi. Manco ci arriviamo. Se Eh? prendiamo se prendiamo una 3 milioni e mezzo abbiamo finito. Sì, vabbè, sì. Ah, io ho 2 milioni più o meno con quello che mi devi pulire. Bravo, non vedo quello proprio. Vabbè, Quindi ce la facciamo. Mi sta anche bene, dai. Anche perché vediamo, casse io non ne ho aspetta. proprio, cioè ne ho zero. A zero proprio. Sì, io ho una divisa con Nico, ma è intestata a Nico. Dai, dai. E vabbè, dai, ok, ci becchiamo Vabbè, forse io più tardi. sì, sì, dai, stacco io. Vabbè, ciao ciao. Ciao, ciao. Guardate, io stacco. Ah, 15 minuti di avvio, che palle. Alle- Ah. Pe, 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 pe. Sì, we never can love, yeah. Your call has been forwarded. La 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 la. Mm, mm, mm. Ciao Nico, benvenuto. Oh, su Goldstone, non ci vengo, frate! Non ci vengo! Ah, tu cazzo! Allora. Oddio, stavo per prendere un albero in pieno. Allora.
Aia. Che botta. Andiamo all'IPRP Beach per prendere qualcosa. Vediamo. Allora. Dovrebbe essere qui. Oddio, oddio, oddio. Cazzo di macchina molto veloce. Oh, aspetta. Sembra ci sia qualcuno. Salve. 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 Ditemi. Posso avere 5 da bere solo? Alcolico o analcolico? Analcolico, analcolico. Allora abbiamo Coca-Cola, succo di frutta, caffè espresso Coca-Cola. e drink a cocco. Coco, coco. Ok. Ti faccio la fattura. Ok. No, ferma, ferma, l'hai già fatta? Se l'hai già fatta, fermati, falla a me. Perché? La pago io il signore. No, Oh. oggi sono in vena, oggi offro. Oh, grazie. Dimmelo, dimmelo. Allora scrivo nel giornalino open bar offerto. Non esageriamo. Che qua già ne offerti di open bar. Ha voglia da open bar da 100-200k. In omaggio Aia, vuoi aia. 2 sigari e 2 sigarette. Ah, sigari. Sigari. Il signore è un intenditore come me. Certo, immagino. Grazie mille. Anzi, fammene accende uno, mo. Ora. Ecco. Grazie. Te li- Sì. Ci sta. Sì. È arrivato, eccolo. Non fare cose. Non faccio niente. Salve. Voilà. Ciao, mo. Poi... Ciao, Tio. Ma che sei bravo. Che ti sei messo i scarponcini rosa? Non stanno male, sai? Fai vedere i pantaloni. Una Betty. Ti sparo. Una Betty. È carina. Allora, no, fermo che stavo a guardare il fit. Mannaggia a te. State fermo, il fit voglio vedere. Ringrazia, mo, ringrazia. Ti piace? Ecco, perché c'è scritto potato? Ma che cazzo, Che Ness? cazzo c'è scritto sui pantaloni? I pantaloni sono l'unica cosa che forse cambierei. Ma che cazzo? No, dall'altra parte, genio. Guarda, mi piace tutto, forse sono i Aspetta, aspetta. pantaloni cambierei. Sì, c'è Niente. scritto potato. Sì, potato in hiding, tipo. Ma che Sta- cazzo ne so, però ci stanno bene. No, ci sta, ci sta. Ora, No. bello, io l'abiti, quindi per forza bene. Guarda te, io non faccio fit brutti. Adesso, non esageriamo. Vai, dimmene uno brutto. Alcuni mettimeli tutti che te li valuto, ma alcuni dei tuoi sono sicuramente molto relatabili, sono molto soggettivi come bello. Guarda, prima ne avevo un sacco, tipo 60 di outfit nelle persone. Ma un drago. Ne ho 2 adesso rosa. Però sono dettagli. Però è diventato Oh, io amo il rosa. una Barbie. Ma vaffanculo. Ah, ora per le Barbie, che cazzo vuoi? E guarda, non è che c'ho... Wow, ti sei messo qualcosa di diverso, devo dire. L'outfit 1 è questo qua. Questo è molto chill con la collana buggata dentro di te. Sì, Dettagli molto quelli. ok. C'ho questo. Coglione. No, ne ho 3 allora. No, queste scarpe non si possono guardare, te lo giuro. Poi c'ho questo. Vabbè, cosa ci sta? Con i capelli che vanno nel cappello. Vabbè, sono dettagli. E poi c'ho questo. Tutti la maggior parte rosa. Mi sa che è arrivato. Fammi vedere la macchina. Sì, è arrivato Antonio. Antonio. E ti ha smontato la moto. Ti ha smontato. Smontata la moto. Grand'uomo. Esplodere. Di esplodere. Oh, è bellissima. Oh, Io non vedo- Mo ripari la... Mo mi devi riparare la moto. Gratis.
sembro io? Ma sì, Non fai dai. niente. Scusa, Caro, quello non volevo. caro, ma è tu il Brabus? Sì. Cioè, non so come... Ah, minchia. L'M8. Mi servirebbe. Immagino. No, capisci a me. Sì, sì, certo. Ma aspetta, questo è l'M8 o il Brabus? Che cazzo è questo? No, questo qua è bravo. Brabus. Ah, è Brabus, infatti non è l'M8. Non hai capito come cazzo gira il clean. Come l'M8, eh. Non Anzi, proprio. l'M8 anche... di più. Bravo. Ma le moto l'hanno, penso, fissato. Cioè, nel senso No, l'hanno... no, è ancora rotta. Ancora rotto? L'ho provato, sì, l'ho provato E niente. ultimamente. Questa qua l'hai provata? Perché sì, non lo so, sai, mi sembra di averla provata una volta. Cazzo ti... Sì, sono come tiene in bordello anche questa, lo so. Sì. Sta facendo shadow box. No, non è tanto shadow visto che te le sta a dare, Me ne sta... Guarda che lo spacco a lui, ammazzate. Lo spocco! Guarda che mio cugino ha spaccato di mazzate a Stefan, mio cugino, Come se fosse forte. Che gli tiri 2 pugni e poi crasha. Ora boh. Oh, ma apri sta cazzo di moto, per cortesia. Ah, sì, tieni. A parte che non vedo tutti sti danni, onestamente. Perfetto, grazie. Ciao ciao, che bella Ciao, per la Fra. moto. Tu scherzi, mi sa che ti finisce in mare quella moto. Dopo... L'ho pagata io, penso un po'. Sì, me l'ha regalata lei il giorno di San 77k Valentino. di moto. Come sia un milione. Io non l'ho usata un po' la mia moto. Pare pure. Ecco Su, qua. su. Niente. Che cazzo fai? Come se l'è inculata la moto? Ho sbagliato persona, scusa. Si è inculata la moto in una maniera assurda. No, il mio bolide è questo qua, io orco 2. E questo qua a fianco al tuo. Beh, questa Ma qua è bella. questa fa un rumore assurdo, Ma sì, lo so, questa qua è insopportabile però. Vuoi vedere come Antonio crepa? Vuoi Guarda, vedere? se ne immagino. Com'è che crepa? No, sono molto curioso di vedere come muore quell'altro. No, basta. Io... Amo... Posso fermarli entrambi? Buco le ruote entrambi? No, No! Ma l'ha fatto volare via. Due bambini. Ci sono 2 bambini. come cresco? No, prima. Cioè, Mentre se se la ne stava prende andando. a quella velocità lo distrugge. Sì, ma il bello è che c'era lui, quello sul G-Wagon, che Sì. è quello della moto, Sì. che stava andando da una parte, e a un incrocio ci siamo beccati. Peccato che io ero Lambo e stavo andando a 2000, l'ho bombato, ho fatto volare, gli ho fatto fare un volo. Immagino. Dopo 2 secondi che ci eravamo tipo lasciati e mi hanno detto ci becchiamo dopo. 2 Mhm. incroci dopo l'ho beccato e gli faccio ciao, quanto tempo. Bambini, avete finito? Dai, con la moto si è un po' imprendibile. È veloce, no? È vero. Basta. Wow, se faccio io lo prendo subito. Ma lo vuoi vedere? No, scusami. No, tranquillo. Me lo prendi sprovvisto. Guarda come lo prendo, disse prima di missare. Oh, Nelle piante, vai. Ne. Oh, se mi dai in mano la macchina lo prendo. Minchia, l'ha preso. L'ha preso. Con 2. Stavo per prenderti 20. No, perché? Ancora lui, aspetta. Oh, te fermi un attimo. corro via. Aiuto. Aiuto.
Blackout. Che cazzo sta... Ah, così qua. Niente ragazzi, dobbiamo aspettare un attimo che c'è l'avvio dal server. A tra poco. Questo è PRP, pregio solo quality. Ho la merce nelle palle ma mi segue la police. Questo è PRP, vieni a fare un giro qui. Regola numero 1, meglio morto che uno stitch. Questo è PRP, pregio solo quality. Dici il nome della zona però fra non sei di lì. Questo è PRP,
mia nuova TT succhia anche più di te. Il tuo G entra qui e non sa manco chi è. Ho la fame delle strade e ti chiedi perché. Questo PRP faccio un salto fra te. Ma che non ho mai tradito la street, non l'ho fatto per i soldi, figurati una beat. Fatti un giro nella city, mafiosi e banditi, visti e poi spariti, carichi di chi. Sono forte con gli affari, quindi che ci provi a fare? Una cappa bello caldo ma lo tengo chiuso a chiave. Giuro su mia madre, ho solo due strade, o divento milionario oppure muoio nel provare. Italian Paradise lo sai, siamo il meglio che c'è. Welcome nella 80, benvenuto fra te. Giro per le strade in Lambo mentre Secondo, e ci sono dentro di nuovo. Tipo... Guarda. Tu che mi dici, tutto a posto, fra? Allora, vai. Ritorniamo a lavoro. Oh. Sperando di riuscire a fatturare pochettino quello che basta per incassare. Bar d'avvocato, servizio a domicilio. Sì, delle band. Ui. Vediamo qua che c'è. E panini, 69 pani. Niente. Non ci sono band. Allora... Niente, non c'è niente. Andiamo. Allora, facciamo così. GT 63. Lasciamo sta porcaria macchina. Allora, vediamo. Andiamo a fare rapina. Che? Andiamo a fare rapina. No, fra, non mi va. Sì, vabbè, poi altre macchine lussuose ce le hai? Fischia. Non... Pochettino sì, ma non tantissimo. Che cavolo fai? Lavoro all'officina. Ma queste qua non sono proprio mie, sono quelle del pass, non so, cioè dell'abbonamento di città, è presente? Ah, ok. Quindi non sono effettivamente proprio mie. Ok, capito. Vabbè. Ciao. Ciao. Andiamo a comprare un po' di bande, ragazzi, che qui perché per tutti gli incidenti che faccio con sta macchina ma sì, va, sì, buono. Me sfondo sempre solo per questo. Vediamo qua la mia cattività come va. C'è un bar. Che cazzo va a fare al bar? Non c'è nessuno, penso sia morta. D'altronde ci lavoravo io un momento e facevamo solo noi. Salve. Lei può darmi delle band, dei cerotti, non so. Ma vuole le bende o vuole il cerotto? Allora, io vorrei il cerotto.
Ti facciamo il cerotto subito, allora, che problema c'è? Ok. E... Sì, Ale, volendo sì. Oddio, scusi. Che ho Beh, mandato la fattura, Vabbè, andiamo a passare il cerotto. Non si preoccupi, non so perché è successo. Tranquillo. Ultimamente diciamo che i miei muscoli non rispondono molto bene. Ok. A posto. E poi un'altra cosa, le bende ce le ha, me le potrebbe dare? Scusi, ha detto? Le bende, qualcuno c'è che può darmele? Sì, quante ne vuole, quante ne vuole? Una decina. Una decina, sì, subito, un secondo Sì, che sì, sì. devo fare una cosa, faccio un modo. Prego, prego. Ok, quindi 10 band. Se intanto mi può fornire un documento, per favore. Sì. Allora. Usa. Ecco a lei. Ok. Allora, un secondo, le do le band. Sì, va bene. No. Mi può rifornire un secondo il documento, per favore? Sì, un attimo che finisco di bere questo po' d'acqua. Il documento sta qua. Ecco lì. A posto. A posto così? Sì, adesso a breve dovrebbe arrivare la fattura. Non male come corsa. Dico. Ok. È arrivata? Un attimo che controllo, sì. No. Non mi è arrivato. Facciamo così. Facciamo prima. Ho fatto tutto il procedimento lungo. Ma le posso dare dei soldi? No, facciamo così, facciamo prima, poi lo sistemo io dopo appena se no. Se no le faccio perdere troppo tempo. Ok, allora 10, raga, conferma, ok, a A posto. posto. Va Una bene. giornata. Grazie mille a voi. Salve. Mi si è buggata la fattura, che palle. Ti ha venduto delle bende. Sì. Bravo. Ti ho detto bravo. Ultimamente ho detto c'è un po' di problemi con i muscoli così. Allora, sì, se vieni, come ti ho detto, ora sì. Perché ci sto per un'oretta. L'oretta è iniziata in realtà 3/4 d'ora fa. Quindi ti chiedo se hai la possibilità di entrare. Aiuto, no in acqua! Entrare in città, non in acqua. Aia. Quando te le posso anche passare. Te le posso passare, però ne ho credo una a disposizione, a portata di mano. Fammi vedere.
Ma sì, basta, andiamo tutto. Ai 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 ai. Mi sono praticamente già mangiato la benda che mi sono fatto. Che palle. Dove cavolo sta qua? Comunque ora dopo se entri più tardi c'è C e quindi puoi chiedere a lui tranquillamente perché entra per le 8:30 più o meno, 9 meno un quarto e lui ha più possibilità di accedere al servizio armi. Sentiamo una cosa. Poi non è palazzo. Allora, può essere. C'è una macchina qui fuori che non so di chi è. Oddio. Bella nel 5 turbo. Aperto. Ah no, che buono. Ciao Corlan, benvenuto. Fammi vedere qua che ci sta. Allora, sa di... Vabbè, la birra, va, che cazzo me ne frega. Non fa niente.
Aiuto. Qui ci ho rischiato parecchio. Vic? Ui, Ciao bello. Aspetta ciao. c'è Vic qui, frate. Vero, non ci sto neanche qui dentro. Aspetta un attimo. Check radio. alla grande, si sente? Ok. Mi serve pure a mezzi, che l'altro giorno con Micio, miau. Arrivo, Vito, un attimo. Sì, fra. Allora, ce n'ho a portata una. Tieni qua, ce l'ho, sta per terra. Però c'ho solo 30 colpi e gli altri... No, vabbè, i colpi non mi interessa, cioè, ce l'ho. Però gli serve pure a Gali. Sì. No, non so, vuoi dargliela a lui questa? Magari aspetto dopo che torni, che visto che c'era Vabbè, lui. ora fra una mezz'oretta scarsa entra Camus che... per la riunione, no? Presente. E quindi Sì. ve la può dare anche lui. Io ci sto per altri 10 minuti, un quarto d'ora massimo, poi devo staccare. E ritorno sul tardi, in realtà, come al solito. Vito, vabbè, Ui. allora il caso glielo do a lui. glielo do a lui, sì. Aspetto Camus. Salve. Oh, Fra. Come dicevo, io ne ho una portata di mano. E nel caso te la prendi tu. Fra una ventina di minuti scarsi entra Camus per la riunione, no? Presente? E nel caso te la dà lui anche l'altra. Quando io no. Vabbè, dagliela... Salve? Salve. Ehi, salve. Volete fare delle modifiche? Sento che ti questa aspettavo, macchina... sono Savage. No, non ha turbina, credo. Questa macchina? Sì? Ce l'ha? Vieni, Gali, vieni con me. Mi sente? Senti, caro, mi Ah, vuole sì, migliorare sì, di... stavo parlando a vuoto. Caro, mi devi migliorare le trasmissioni sta macchina. E poi? Entriamo, dobbiamo entrare dentro. Vai, andiamo. Che sono Savage. Venite qua sul bancone. Sì, fate muscoletto, Però Ok. forse l'altro deve No, scendere. no, ma lo fa lui che io non ne ho soldi. Ah, ok, bene. Ora vediamo qua un po' con sta macchinina come Faccio un funziona. attimo dietro avanti. No, non vanno più nulla i dipendenti. Non lo so. Hai qua sti che fine ha giovani, fatto. aspetta che vediamo qua. Cioè, i dipendenti non vanno più nulla qua. Sembra Sui di sì. blippi. Ma Trasmissione. non va bene qua. Abbiamo Sì, tutto il lavoro ai allora, giorni. la trasmissione 16.500. Fate l'ordine e mi arrivo fra qualche secondo. Ah, ma lo manda lei. Fra, ditemi. Aspetta che non ti sento. Dimmi. I colpi dici? Sì. Io un altro 30 ne ho, tieni. Va bene. Tieni. Grazie mille. Figurati, fra, quando vuoi. È che purtroppo sono in occhietti e non posso andare in cassa, altrimenti ci sarei andato, ok? Va bene. Ok, va bene. Vado al lavoro, Ma dove lo capisci? Vai. Vieni qua, Vito. Sì, dimmi. Non lo so, il signore sta dicendo cose Ma strane. lei ce l'ha scritto nella maglietta. Che cosa ha detto il signore, scusi? Ma perché Non lo se siamo so, borghesi parla, che ci fanno, capito? parla borghesi. Chi sono questi borghesi, scusa? No, ma io dico, la maglietta è bella verniciata qua, borghese. Ok, sì, è una band. No, ma io ho fatto una lui domanda. Sarà un fan di questa band, immagino, sì. Ah, ok, no, io avevo fatto una domanda. No, non ok. capivo cosa mi ha detto lei dei borghesi. Non so. No, 27.000 euro! forse Che lui intendeva pazzo! che sia un fan dei borghesi, Ma spero, vero? esatto, Ah, esatto. Lo spero. Vabbè. Ma lei io Ma è l'ho detto dalla borghese, maglietta, scusi. non per cosa. Mi scusi, Scusi, non non so se volevo ho fatto offenderla. l'ordine, dovrebbe essere arrivato. Cioè, Ok, veramente un attimo, non vediamo. volevo offenderla. Ma perché, scusi, borghese che vuol dire? Non ho capito. Niente, Mamma, quanti ordini ci stanno? Come si chiama? Luca? Mi scusi, lei che ha fatto l'ordine? Lei da quanto tempo è che in città? Italia che mostro che c'avete. Mi scusi, Io? ma come si chiama lei che ha fatto l'ordine?
Io da un po'. Io Lei? Chicken Walsh. Io Come? dalla 3.0, dal terzo millennio. Sì, io ci ho fatto l'ordine. No, Dovrebbe qui saperlo non c'è meglio di me, l'ordine lei. suo, non credo l'abbia Io fatto, lo so, ma vede che sto scherzando. Non ci Certo. sei. Aspetti che guardo, Vi, Andiamo, poi ora tu te ne sei andato. Poi io appena ci abbiamo tempo Vabbè. mi sono preso lo ZL1, devo farlo bello potente. No, io ti ho detto, per un quarto d'ora ci sta, 20 minuti ci sta. Vabbè, non lo so perché non mi fa l'ordine, vabbè, lasciamo Allora, se vuole io ve lo posso fare. stare. Arrivederci. No, ve lo posso fare se vuole. No, vabbè, ormai non c'è vabbè. bisogno perché non c'ho manco i soldi. Come Costano vuole. assai, pensavo che era 10.000, invece è di più. No, di più. Arrivederci, è stato un piacere. Ci mettiamo quando vuole. Va bene, arrivederci. Arrivederci, forza Catania. Catania mia. Ah, No, stavo leggendo qua che non c'era scritto. Ah, ok. Ma lei è dei borghesi? E c'era anche una canzoncina, ho letto. Ma lei è fan dei borghesi? C'era scritto un catanese croceti. Oh, mi scusi. scusa! Ma No. come dici sto Catania? Non mi ha toccato Catania che squascio non mi cuore. Stavo leggendo cosa c'era scritto, mi scusi. Aspetta che mi è saltato un tasto un attimino, Eppure penso qualche corda vocale mi è saltato. Ti salta un ugno, mi sa. Ok, a posto, sistemato. Ecco, può ripetere di nuovo. Salve. Si Prego. possono fare modifiche? Sì, certo. Qui sul banco. Muscoletto è. Sì, E sì, mi sì, fa. grazie. Sì. Bell'auto. Sì, questa qui Grazie, il grazie. colore è veramente bello. Molto Colore? particolare. Sì. Sì. Sono venuto qua per cambiarlo. Secondo voi ci sta o... No, no, io ma lo perché lascerei devi così, guarda, è una cambiarlo? bomba. No. Metallico è bellissimo questo. Ci sta da Dio con le rifiniture rosse. Che colore volevi farla? Oh, io vorrei fare uno tipo di questi qua. Questo qui è molto bello, ad esempio. Frate, secondo me quello di prima ci sta da Dio con il rosso. Ti con dirò, le rifiniture rosse. il verdone e il blu ci stanno, ma forse devi cambiare anche la fascia rossa. Dici? Sì, Sì. rosso e verde, insomma. Vedo di lasciare ora, ci becca dopo. Vai, vabbè. Gali. Pam, 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 Perché non mi sbrampi la guancia? Cosa? Perché non mi sbrampi la guancia? Frate, ti assicuro che non lo posso fare. Cioè, sono al lavoro e ti assicuro che in questo momento non posso farlo. Se proprio vuoi fare qualcosa di utile, vieni a comprarti da mangiare al bar dell'avvocato. Dov'è che ci Tra il 702 e il 703, quello vicino al negozio di vestiti. Tu lavori lì, al bar dell'avvocato. Esatto, sì, ma lui non sa dov'è. Vabbè, verso il mare, verso la spiaggia che c'è là più o meno, molto sul... Vicino Questo è alle molto con le caratteristico. Vicino al cimitero. Vicino ai tremò che stanno nella spiaggia, Un po' strani sti colori, però sai, non è anche bello essere un attimo differente dalla massa comunque. Fra, comunque se stai parlando non ti sento perché sei in macchina. Cimia. Mi senti? Ora sì, prima non ti sentivo. Lo so, ma quando faccio delle modifiche non so perché mi si muta il microfono. Vabbè, sì, vero. ci sta questo oppure anche questo qui? Questo è anche... No, questo qua è già... Come ho detto, non è meglio avere non colori sputtanati in città, come dire. E questo qua è molto bello, tipo arcobaleno sembra, vero? Sì. Riflette sulla luce, ci sta. Adesso mi sente? Sì, ti sento. Oppure nera opaca? Sì, però è un colore secondo me un po' troppo Dove gettonato in stai città. Così dice? Sì, così ne ho viste parecchie in città in realtà. Però è sempre, anche così è bella, Lo so. Vediamo Così è bella. come... Ti devi cambiare. Ma guarda che lui ci conosce tutti,
Lo sa meglio di te. Entra dentro, scemo. E anche violacea non è malissimo. Però non so se ti conviene avere sto colore. Perché non converrebbe? C'è di qualche... No, perché so che vanno in cerca di gente che... Almeno qui vengono molto spesso a chiedere se conosciamo qualcuno che ha le auto viola. Non so perché questa gente viene a fare queste domande. Così interessante per caso? Così... Posso dirti che non è male. È bella. Anche perché qua, guardandola così, dai lati resta sempre blu e sopra si sposta il viola, come dirti, non so spiegarti bene bene. Però è bella, bella. Colori ci stanno. Cioè io sono molto indeciso comunque. Lei dice che il colore di prima era bello? Sì, il colore di prima era bello, però dopo un po' anch'io ho tipo questa mezza ossessione del fatto che il colore stanchi un attimo, quindi cambiarlo ci sta, ci sta. Al massimo lo cambio, poi se non le piace lo rifà come le piaceva, insomma. Sì, salve, salve. Ma tu sei quel testa arancione, una carota, va una carota. Sì, va, continua a suonare. Sì, sfondiamo tutto, fra. Ah! Ecco. Tutto a posto, fra. Che dici? Devi fare qualche modifica? No, già me l'ha regalato Snake il full kit, grazie. Bastardo. Però se vuoi dare altra macchina. Vabbè, se lo devi fare lo fai, se no non fa nulla. Vai, devo vedere un po' i prezzi, sbedamente. Ok, dai. Ti aspetto per pochino e poi tra un po' Vai. devo andare. Aspetta, arrivo. Ti aspetto, fra. Hai deciso di lasciare lo stesso? Sì, secondo me è molto meglio. Cioè, comunque poi vedrò in futuro. A questo punto faccio un po' di gomme. Vabbè, sì, ci sta. Pam pam param pam. Param pam param pam. Poi Lei conosce per caso delle belle gomme? Delle belle ruote? devo essere sincero, difficilmente cambio ruote alle auto. Però queste qui, aspetta, vai indietro. Ci stanno, anche perché la macchina è sportiva. Oppure quelle dopo per non avere troppo la campanatura interna, insomma. Che cosa deve fare in questa macchina? Mi scusi. No, è proprio cara sta macchina. Sì.
Vai, pagano tutte, come dire, Vito, come te lo spiego? Caro caro. Vai, Vito. Hai Fai un bel fatto? servizio. Aspetta. Fatto. Signor Tonino. Mi scusi, Sì. dica un'altra volta il mio nome, la sparo in testa. Perché scusa? Non si dice il mio nome. Vabbè. Manco fosse l'unico in città a chiamarsi così. In effetti. Scusi, Sì, un attimo. ho fatto l'ordine. Ok, finisco di fare l'ordine? Sì, Sì. finisco questo qui e arrivo. Sono due cose, Vito, il turbo e il motore. Sì, sì, sì. I freni, come ben sai, non li ho fatto, non c'ho bisogno. Ah, Li ho vabbè, fatti. sì. Non c'è bisogno di Che macchina è? fermarti. Una Mercedes? Ah, è un No, Lexus? Sì. Bella. Ma che faccio? Oh. Infatti, ma si può salire lì sopra? In realtà a quanto no. pare sì. Cioè sì, ma in realtà sarebbe... Bello però. Meglio di no. Sarebbe? Cioè, non si potrebbe? Non si potrebbe, sì, ti prego. Ma tu lo sapevi, Vito? Sì, sì, lo sapevo. Io no. Ma... Sono 100 anni che stai in sta città, non sai di sta cosa in sta officina. No, sono 12. Tutte, sì. Vito devi regalare pure i kit di riparazione, è qua, mi sa. A me mi no, hanno Vito. detto di no. Vito, tu ce lo scrivi in per l'applicativo. Ha detto taco, se non so cazzi. E scrivi proprio. L'ho fatto, l'ho fatto. Ma tu vuoi proprio l'oggetto? Cioè il kit di riparazione o la vuoi essere fatta? No, a parte che la vuoi essere fatta, poi capito, almeno 2 o 3 kit. È arrivato il presidente della Repubblica. Aia, Che Vito. quella è una Tanto modifica il di merda. ragazzo, il ragazzo sta provando intanto a salire dal telefono. Cioè la modifica di merda hai fatto. Ma con me 350.000 euro. Vabbè, ma vado sulle recensioni. Aspetta, va. Va, tieni. Ah, a posto. Arrivederci. Oh, ho visto che ti sei licenziato. Sì. Ok, perché non è sempre per il fatto che l'attività non è attiva. Esatto, sì. Ah, babbo. Se no non mi licenziavo, cazzo. Sì, certo. Col cazzo, se no non mi Sì. licenziavo. Babbo, ma ci stai tu? Fa ancora per poco o no? Che fa? Non ho capito. Ci stai un altro po' per qua in città o ritorni? Sì, vado a salvare la macchina e vengo. Babbo, dai, aspetta. Allora, vediamo che cosa ha ordinato. Scaddo, giusto? Sì. Ruote 1. Una ruota. Oh, grazie per avermi avvicinato l'auto. Allora, dove cazzo sta? Qua. Secondo me queste gomme qui cambieranno un po' lo stile. Beh, immagino di sì. Vediamo come. Ok. Un attimo che vi faccio una riparazione perché ho visto che. Se mi potrebbe anche pulire per favore. Sì, certo. Grazie mille. A tutti i clienti Vito, riparazione. Oi. Fai un bel servizio, ragazzi, mi raccomando. Sì. Ma... Guarda che i clienti per bene faccio sempre riparazione a polizia. A differenza. Scusa. Grazie mille. Niente. Wow. Bella. È vero che cambia lo stile, guardi. Bella, ci sta. Grazie mille. Niente. Arrivederci. Ciao. Ma secondo te è importante la sospensione? Oh, un attimo che non ho sentito fin lì. Arrivo. Dimmi. Detto così, è importante la trasmissione, secondo te? Beh sì, cambio la velocità del cambio. Oh, 200.000 euro però, che tu? Lo so però. Vale la pena. Senti, ma tu le altre cose le hai cambiate? Sì, turbo, motore,
Così. Ehi, Ma se io volessi mettere la scritta quella di Toyo Tires nelle gomme, quanto costa? non ho idea sinceramente. Cioè, Perché sa almeno dove si fa. direi che dovrebbe andare sulle ruote quelle... Come si chiamano quelle là? Devo controllare. Però in realtà in città non ho visto quasi nessuno con... Cioè, io c'avevo una BMW Sì? che ce l'aveva. Sì? Ha venduto un meccanico quella macchina lì. Ah. Senti, Boh, sinceramente non so bene dove si Va mettono bene, quelle sì, ruote. sì, sì, va bene. Grazie mille, Niente, arrivederci. salve. Io tu ci ho fatto già motore, turbo Ah. e basta. Ma sì, secondo me la trasmissione ci fa fatta, però cioè non è che cambia tantissimo, è solo la velocità in cambiata che cambia. Perché poi le sospensioni sono importanti. Sì, per il mantenimento della strada. Ma a te è già bassa l'auto, voglio dire, tiene già la strada. Sì. Quindi se la non... trasmissione, vai. Sì, va. La trasmissione, capito? Vedi tu. Vai, spendi i soldi, va. Di qua su altri due, Vito, su altri due kit di variazione qua. Sì, ma qua non prende la vita di tutte queste modifiche che stai facendo, eh? Ma ce lo dice Snake. Che ci devo dire? Fatto così tacco in mancia. Ma sì, queste altre 2 settimane che dovevo prendere lo stipendio perché non è entrato per niente in città. C'ho dei problemi, c'ho dei problemi al PC. Comunque sono in occhietti, quindi la tua faccia di cacca si vede anche su 2-3 come cavolo si chiama? Canali di stream, diciamo. Non ti sento se stai parlando. E comunque tutte le informazioni sono sempre ben riservate e consolidate nella mia... vaffanculo. Ma Vito. Quando vuoi a vedere la... Vai a vedere il mio profilo. Quale profilo? Quello di TikTok oppure... dopo sì. Quello di YouTube. Vabbè, YouTube sono arrivato quasi a 23.000. Wow. Su TikTok ho iniziato da poco, sto a scarsi 850. Capito. Che cazzo ti dovevo dire? Ok, è uscito un TikTok dove andiamo al tuo lavoro, però è tutto segreto. È uscito un TikTok? Dove andiamo al tuo lavoro principale, diciamo. Solo che è tutto segreto. Ma te segreto come? No, nel senso che non si sa dove è il posto. Ha visto... non si sa dov'è la mappa. Sì, no, per forza, fra. Ok, però hai fatto vedere dentro, diciamo. Sì, solo dentro. Ma neanche da dove siamo passati, niente. Cioè, camminiamo e mi tipo all'interno. No, non posso. Ma anche le altre cose che faccio qua, non... No, tranquillo. Quelli che stanno in occhietti non sanno bene o male. Vabbè, a parte dove vado a mettere i miei soldi. E questo è un problema. Vabbè. Signor meccanico, vado a salvare st'auto? Va, sì. Perché capi 200.000 non vorrei che il puff scompare. Esatto. Cazzo. Ci stai dopo cena, Vito? Fra, rientro penso tardi perché ora stacco e vado a mangiare con degli amici dei panzerotti. Con mozzarella. Sì, fra. E poi... prosciutto, poi pomodoro, cioè salsa, sai, quelli là come si chiamano da voi, non so. Panzerotti. Sì, panzerotti. Sì. La salsiccia, cosa. Bravo, sì. E niente, poi penso di entrare più tardi. Vai. Cioè dopo l'incontro, dopo la riunione. Sì. Becchiamo dopo, Vabbè. Ciao. Ciao, fra.
Ciao a tutti raga, ci becchiamo prossimamente.